grazie, buongiorno a tutti, un saluto a tutti coloro che sono collegati. Passerei subito al bollettino, dopo vi dico un paio di informazioni utili e dopo le domande. Tamponi 632.000, pensate ne abbiamo fatti 15.832 processati. Si sta recuperando il pregresso, quindi il professor Crisanti peraltro sta recuperando rispetto alla rottura della macchina che abbiamo avuto. Mi diceva stamattina in riunione il dottor Flor che ne fanno più di 6.000 al giorno. I dimessi sono 3.336, sono 18 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento sono 2.142, sono meno 103. I ricoverati sono 426, dei quali 148 positivi e 278 negativizzati. Quindi i positivi dei 426 sono 148, sono 13 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive 34, vedete si sta scendendo, cioè il dato è che abbiamo solo 9 Covid nelle terapie intensive del Veneto, quindi si sta esaurendo la coda anche nelle terapie intensive e mi dicevano abbiamo addirittura pazienti da 6 settimane, si arrivano anche ai 2 mesi, quindi sono pazienti critici che stiamo seguendo e che speriamo di portare fuori. E sono meno 2 rispetto a ieri. Beh, il numero dei positivi è 19.125, sono 12 positivi in più, ma se considerate i tamponi processati che sono 15.000, capite che siamo di gran lunga al di sotto dell'1 per 1000. I tamponi erano 15.000 e i positivi 12, quindi capite che il dato è molto incoraggiante. I morti in totale sono 1.898, sono 3 in più rispetto a ieri, dei quali in ospedale 1.366, nati 92. Allora, i dati ci dicono che ne è venuto fuori anche stamattina la discussione della riunione di questa mattina, che intanto i positivi sono positivi sostanzialmente quei 12 che avete visto di oggi sui tamponi processati, la quasi totalità sono positivizzazioni, tranne un paio di casi a onor del vero, sono positivizzazioni di cluster, di vecchi focolai, di contesti di RSA. Sono da 20 giorni, pensate, che non becchiamo un positivo negli ospedali, e quindi tra il personale, questo è un altro buon dato, perché la grande preoccupazione per il nostro personale e per la RSA, diciamo che tutto fa pensare che insomma si vada verso una situazione, diciamo, di tenuta. Considerate che sono passati 10 giorni da quel 18 di maggio e quindi dopo 10 giorni possiamo dire con ragionevole certezza, anche se giustamente la professoressa Tacconelli con molta, come si può dire, con molta precisione ha detto attendiamo il 15 giugno in maniera tale che ci facciamo queste 4 settimane prudenziali, però insomma ad oggi non abbiamo avuto carico nelle terapie intensive, vabbè, ma quello è l'ultima ratio, no? del percorso del paziente. Non abbiamo avuto carichi nei ricoveri, questo è importante, non abbiamo avuto esplosioni nei contagiati, avete visto che sono assolutamente al di sotto di ogni possibile ragionevole aspettativa, e direi insomma che i presupposti ci sono tutti. Stamattina abbiamo fatto una lunghissima videoconferenza con i direttori generali, abbiamo parlato sicuramente della partita dei tamponi e della necessità insomma di continuare almeno fino al 15 di maggio con il piano di sanità pubblica che abbiamo in piedi, di giugno, grazie, con il piano di sanità pubblica che abbiamo in piedi. Abbiamo parlato del pool, guardate il dottor Rigoli con le analisi in pool le sta già facendo a 10, però sta già facendo le sperimentazioni per portarle a 30, cioè vuol dire 30 provette in una. E peraltro c'è una collaborazione anche con la statistica dell'Università di Padova,
ottima, che fra l'altro a onor del vero abbiamo scoperto che già aveva lavorato su queste metodologie. Parlo di natura statistica, numeri, algoritmi e modelli matematici, per cui questo ci ha permesso di accelerare ancora di più, insomma il sistema è validato. Mi è stato detto in riunione peraltro che il professor Crisanti già lavora in pool con 2 o forse anche più provette, e questo è importante anche perché insomma il laboratorio di riferimento ha già iniziato a testare il pool. Considerate che il prof ha una macchina diversa da tutti gli altri, per cui giustamente avrà anche, come si può dire, più impegno e più nel portare avanti questa partita. Insomma, stiamo mettendo in fila tutte e 14 le microbiologie del Veneto, quindi tutti i 14 laboratori, e andiamo nella direzione insomma di creare una grande leva qualora ci fosse necessità di fare tanti tamponi, perché capite che avere la possibilità di arrivare addirittura, come abbiamo visto nelle pubblicazioni internazionali, a 30 provette in una, vuol dire correre alla grande. Del resto oggi, se ci pensate, siamo sotto l'1 per 1000, ci vogliono 1000 provette per trovare neanche una di contagiata. Peraltro diceva il dottor Rigoli che dalle prove, le prove sono positive perché ha utilizzato anche campioni test a bassa carica, quindi che in teoria segnano poco, e anche quelli vengono presi, cioè li identificano nonostante siano in pool, e questo è positivo. Abbiamo parlato di questo. La situazione delle riaperture è una situazione assolutamente che si sta andando verso la normalizzazione. Penso che il dottor Flor, ma anche altri, hanno parlato della quasi regolarità rispetto al pregresso. Questo è positivo, nel senso, voi sapete che avevamo bloccato l'attività ambulatoriale, molta attività ospedaliera in elezione, e quindi gli ospedali stanno andando più o meno tutti a regime. Resta il tema del punto nascita, che so, di Asiago, perché abbiamo il problema di personale, ma anche quello lo apriremo. Abbiamo aperto i punti nascita che avevamo chiuso, si sta tornando bene l'ambulatoriale. Abbiamo qualche problema in qualche call center tipo il Veneto orientale per il flusso di richieste, ma insomma considerate, stiamo tornando, diciamo, alla quasi normalità pre-Covid già in queste ore, e penso che questo sia positivo. Stiamo investendo molto sulla prenotazione e quindi sul fatto che l'ambulatoriale, piuttosto che la telemedicina con il consulto via Skype o via FaceTime o via WhatsApp in video con i professionisti, sia qualcosa di possibile, lo abbiamo codificato, quindi oggi non è una libera iniziativa, ma rientra anche nelle tabelle delle prestazioni. Abbiamo organizzato bene gli accessi, e vi annuncio oggi, ve li faccio vedere se possiamo farli vedere. Lanciamo anche 3 spot che vi chiedo sempre l'aiuto. Avete visto, e anzi grazie per la pubblicità che avete dato allo spot sull'happy hour, perché è finito su tutte le TV internazionali, quindi i vostri articoli, i vostri servizi e le agenzie di stampa sono state lette. Anche stamattina ho visto un servizio della TV nazionale messicana che fa vedere tutto lo spot, tanto per dare un'idea di quanto stia girando. So che si è visto negli Stati Uniti, si è visto in Gran Bretagna, e questo ci fa piacere. Abbiamo 3 spot di animazione che abbiamo fatto per 3 temi: l'accesso agli ospedali, l'accesso al pronto soccorso e l'ambulatoriale. Sono velocissimi, però ci tenevo di farli vedere in anteprima, e dopo la vostra prima visione andranno direttamente sui portali. Sono stati fatti sempre dall'agenzia che ha vinto l'appalto con Azienda Zero, e si chiama Al Quadrato, e penso siano di Vicenza. Le strutture sanitarie regionali tornano gradualmente alla normale attività. La riapertura avverrà per fasi e con nuove regole di accesso ai servizi, al fine di limitare le possibilità di contagio ed evitare assembramenti. L'accesso alle strutture sanitarie deve avvenire previa prenotazione sia per le prestazioni sanitarie che per quelle amministrative, privilegiando le attività da remoto al fine di garantire un accesso in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria.
L'ingresso in ospedale è consentito solo per reali situazioni di necessità. All'entrata l'utente troverà un luogo in cui verranno verificate le motivazioni dell'accesso e accertato l'utilizzo di guanti e mascherine. Tutti gli ingressi saranno presidiati da personale sanitario che verificherà la temperatura corporea di chi si presenta. In caso di valori oltre i 37,5 gradi centigradi, l'utente dovrà tornare a casa, oppure, per prestazioni sanitarie indifferibili, dovrà accedere secondo le modalità definite dalla singola struttura sanitaria. In caso di coda, gli utenti in attesa dovranno mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. Non sarà consentito l'ingresso di accompagnatori, fatta eccezione per minori, disabili o comunque non autosufficienti, persone fragili in genere o con difficoltà linguistiche. Al fine di evitare assembramenti, gli utenti potranno accedere all'ospedale con un anticipo di massimo 15 minuti rispetto all'orario del loro appuntamento. In tutti i locali delle strutture sanitarie va assicurata una distanza fra le persone di almeno 1 metro, specie negli spazi comuni. La Regione Veneto raccomanda infine la necessità di ridurre al minimo la permanenza negli spazi ristretti, come ascensori, servizi igienici, antibagno. E questo è il primo sugli accessi, adesso vediamo il secondo. Adesso non avete tanto volume, bisognerebbe sentire magari questo volume che passa con me. La fase 2 prevede nuove norme di accesso alle strutture di pronto soccorso. L'utente ha l'obbligo di indossare mascherine e guanti, assicurando di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Non è ammessa la presenza di accompagnatori all'interno del pronto soccorso, ad eccezione di disabili, minori, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche. I pronto soccorso in questa fase mantengono percorsi differenziati per i sospetti Covid e per gli accessi per altre patologie. Al fine di identificare e indirizzare verso un percorso separato i sospetti positivi al virus, rimane attivo il pre-triage. In questa fase di preaccettazione vengono verificate le condizioni di salute dell'utente in rapporto al Covid-19. In caso di sintomi come febbre, influenza, tosse e mal di gola o segni significativi di sospetta infezione respiratoria da Covid-19, il soggetto viene sottoposto a tampone nasofaringeo e accompagnato in spazi del pronto soccorso dedicati fino all'arrivo del referto del tampone. Qualora non fosse necessario trattenere il paziente in osservazione, lo stesso viene dimesso a domicilio. In caso di emergenza, che non consente perciò di attendere il referto del test, il paziente viene trattato come infetto e gestito con tutte le precauzioni del caso. Analogo approccio è previsto anche per le persone che giungono al pronto soccorso in ambulanza, con la variante che il pre-triage va fatto al momento e sul luogo del soccorso. Al termine dell'iter diagnostico per Covid, il soggetto può venire ricoverato o, se le condizioni lo permettono, dimesso a domicilio. Bene, adesso l'ambulatoriale e poi li avete visti tutti e tre. Accesso alle attività ambulatoriali. Le strutture ospedaliere della Regione Veneto riattivano le attività sanitarie ordinarie. Durante questa fase sono previsti accessi regolati solo per prestazioni urgenti e programmate, in cui i pazienti continuano ad avere l'obbligo di indossare guanti e mascherine. Ci si potrà presentare solo 15 minuti prima della visita, mantenendo gli uni dagli altri la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. L'ingresso in struttura, oltre a prevedere la misura della temperatura corporea, non ammette la presenza di accompagnatore, eccezione fatta per minori, disabili, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche. Per le visite di controllo, ove possibile, sono privilegiate le modalità a distanza mediante telefono, videochiamata, videoconferenza. Le prenotazioni per visite specialistiche ed esami diagnostici antecedenti la fase 1, rimaste dunque in sospeso, saranno rivalutate dai medici di medicina generale dei pazienti.
L'utente in questa fase non dovrà fare nessuna ulteriore richiesta. La riprogrammazione delle visite verrà presa in carico dalla struttura sanitaria. In caso di conferma della priorità, i pazienti verranno ricontattati per fissare un appuntamento. Per le nuove prenotazioni di visite ed esami specialistici sarà possibile recarsi agli sportelli, ma per evitare assembramenti e lunghe attese si raccomanda l'utilizzo della prenotazione telefonica oppure online. Riprende l'attività chirurgica ordinaria, gli utenti potranno sottoporsi a interventi chirurgici programmati in ordine di priorità dei giorni immediatamente precedenti il ricovero. I pazienti saranno testati col tampone nasofaringeo per Covid ed eventualmente eseguiranno una radiografia del torace. In assenza di sintomatologia clinica, i soggetti accederanno all'intervento chirurgico come pazienti no Covid. I casi pediatrici e le donne in gravidanza non eseguiranno l'RX torace ed accederanno in sala operatoria solo a fronte di tampone nasofaringeo e visita medica negativi per Covid. Tutti i pazienti ricoverati saranno sottoposti preventivamente a tampone. Per i ricoveri programmati questo viene fatto su appuntamento nei giorni immediatamente precedenti alla degenza. Per i ricoveri d'urgenza il tampone viene ugualmente eseguito e il paziente, fino all'esito, viene considerato a prescindere un caso sospetto e trattenuto in un'area dedicata. Saranno possibili le visite ai pazienti ricoverati limitatamente ai familiari, con il vincolo di una sola persona per paziente e nel rispetto delle generali norme sul distanziamento e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione. Avete visto? Ecco, grazie. Grazie mille. Mi scuso con coloro che sono a casa perché so che mi dicono che vedono lo schermo non proprio perfettamente. Avete capito che cambia, vabbè, abbiamo già iniziato a mettere in atto queste misure, ma ci tengo a dire ai cittadini che cambia un po' la filosofia di approccio. Intanto ormai da qualche settimana funziona che chiunque entri in ospedale per essere preso in carico, quindi nuovo degente, deve essere tamponato, quindi c'è il test e viene, avete visto, viene considerato paziente Covid fino al momento in cui non arriva all'esito del test. Dovremo sempre più abituarsi a percorsi separati tra il paziente sospetto Covid e il paziente diciamo che non lo è, e adegueremo le strutture, questo voglio anche dirvelo perché ci sarà nel pacchetto di 1,5 miliardi di investimenti a livello nazionale, ci sarà una quota per il Veneto e questa quota ovviamente andrà ad essere impiegata per realizzare tutti i progetti che abbiamo in piedi per terapie intensive e semi-intensive, ma dall'altro ricordo anche che avremo uno scenario e un'immagine anche proprio plastica dei pronto soccorso che non sarà più quella di oggi, nel senso che avremo i due percorsi separati. Avremo dei pronto soccorsi pronti ad eventuali altre pandemie, epidemie o altre necessità. Considerate che il pronto soccorso, ma questo noi l'abbiamo già fatto nelle progettazioni e se andate a vedere i nuovi, quelli ristrutturati o progettati, abbiamo già l'area di osservazione breve, le terapie intensive, c'è l'area di rianimazione, cioè è un piccolo ospedale nell'ospedale, definiamolo così, ovviamente per l'emergenza urgenza. Diffonderemo questi video animazioni come sono definite con l'obiettivo ovviamente di informare sempre di più i cittadini. Altre due informazioni, poi vi passo la parola per le domande. Ho parlato ieri col dottor Pone, Antonio Pone, che è il direttore dell'INPS regionale, peraltro mi conferma che hanno già pagato come cassa integrazione e siamo diciamo INPS numero 1 a livello nazionale, grazie alla regione numero 1 a livello nazionale, perché l'ottima collaborazione, l'84% delle casse integrazioni. Conta di chiudere la partita per fine maggio, ha già liquidato 30.000 pratiche. Ci siamo sentiti anche per la vicenda di Sole Mare e quindi di quello che è il fondo e i marittimi che sono stati qui ieri. Non dipende dall'INPS regionale, si è attivata anche l'INPS nazionale e spero anche con l'intervento del Presidente Tridico che si possa sbloccare subito anche questa partita, perché ho visto, io non conoscevo questa vicenda, che si tratta di circa 77 pratiche.
e quindi anche questo è un tema. Nel frattempo gli stagionali verranno incontrati dall'assessore Donazan per quel che riguarda appunto la mancanza di ammortizzatori di ogni forma di aiuto nei confronti degli stagionali marittimi che ovviamente, non avendo il turismo eccetera, si sono ritrovati con non poche difficoltà. Ultime due considerazioni per le donazioni: siamo a 38.525 donatori, adesso chiedo un altro piccolo sforzo per arrotondare a 58 milioni di euro, siamo a 57.671.000 euro, ma penso che ci arriviamo a 58 milioni, ci mancano ancora 330 milioni, quindi faccio appello magari a qualche imprenditore, ai cittadini che vogliono donare. Prego? Sì, scusami. No, 371.000 euro, sì, grazie. No, anzi, ne mancano di meno, esattamente 329.000 euro mancano ai 58 milioni. 329.000 euro per arrivare a 58 milioni. Ho un sacco di lavori dei bimbi che vi presenterò, ma oggi me ne è arrivato uno. Bello, e fra l'altro sono i bambini della scuola dell'infanzia, una scuola particolare, è Stefan Zavrel, Istituto Comprensivo di Vittorio Veneto. Hanno anche versato 100 euro, ma guardate che lavoro hanno fatto. In linea peraltro con l'idea dell'illustrazione per l'infanzia, no? C'è Stefan Zavrel, la mostra per l'illustrazione dell'infanzia, e quindi c'è questa forma di contaminazione che si è tradotta in questo lavoro dei bimbi, e quindi ringraziamo i bambini della scuola dell'infanzia Stefan Zavrel, l'istituto comprensivo è quello di Vittorio Veneto da Ponte, e ringraziamento ovviamente anche alle insegnanti che hanno guidato questi bimbi per questa realizzazione, che è un'opera d'arte che è stata donata alla Regione e ovviamente la ritroveremo nella mostra, e conserviamola bene, grazie. Io, guardate, non vi aggiungerei altro, passerei la parola a voi per le domande, così vi libero prima anche oggi. Allora, si erano già prenotati Tosato, Vanzan, Bonet, la collega Parisi e la Milva. Scusami, Emiliano però sta in fondo. Emiliano e collega Malavasi. Prego. Andiamo in quest'ordine. Buongiorno Presidente. Ciao. Allora, una cosa sui tamponi prima di tutto, poi le faccio una domanda invece che riguarda il 2 giugno, il 3 giugno. Un'azienda inserita nel gruppo di aziende pilota per i test, quello di cui ci parlava anche l'assessore Lanzarin sui controlli per verificare i contagi tra il personale eccetera eccetera, dice che da un mese loro hanno completato test e tamponi ma non hanno più avuto contatti, cioè non sanno a chi consegnare questi tamponi, questi test, e non riescono ad avere un feedback da parte della Regione. Scusa, cosa vuol dire non sanno a chi consegnare? Se li sono autofatti i tamponi? No, vuol dire che loro li hanno eseguiti, sì, ma non sanno a chi consegnare il materiale. Ma chi è che ha materialmente eseguito il tampone? No? Li hanno eseguiti dicono loro, secondo il protocollo aziendale. Sì, ma il tampone uno non è che se lo fa da solo, c'è un medico, un operatore. Certamente, però dicono che non hanno più avuto notizie circa l'esito di questo. Ah, l'esito? Ah, sì, no, perché tu dicevi... No, certo. No, scusa, non capivo. No, mi sono... bisogna sapere il nome dell'azienda e capire. Glielo fornirò. Sì, grazie mille. Ecco, invece la domanda che riguarda gli spostamenti da regione a regione, che insomma intanto per sapere se secondo le sue informazioni questo... Scusa, sai cosa possiamo fare? Se puoi dire anche il nome dell'azienda, lo sentiamo subito e quindi sappiamo qual è l'ULSS e avremo il direttore che magari interviene subito. Sì. Se c'è. Sì, c'è. L'azienda si chiama, adesso magari ve lo dico, sì. Oh. Ecco, sì, comunque è l'imprenditore proprio che ci ha scritto, quindi insomma Verifichiamo. sono i dati di riferimento. Le dicevo, per quanto riguarda gli spostamenti, intanto se secondo le sue informazioni
è confermata questa data del 2 giugno per gli spostamenti extraregionali. E poi lì non si capisce bene quale sia la ratio, perché alcune regioni, mi pare ad esempio la Sardegna, hanno posto un po' degli altolà rispetto ad esempio al turismo lombardo, no? Lombardia è la regione ancora più in sofferenza. Il ministro Boccia dice ma sarebbe incostituzionale se i governatori non consentissero la libera circolazione nelle loro regioni. Avete fatto una conferenza delle regioni pochi giorni fa. La domanda qual è? La domanda è se c'è uno schema di ripartenza e di libera circolazione. No, siamo ancora in alto mare. Questo compete allo Stato, no? Al governo. Tanto è vero che penso che sia probabile che ci sia un DPCM, immagino, che dovrà chiarire questo tema dell'apertura dei confini regionali, in virtù ovviamente dei dati epidemiologici che ci saranno e dei parametri stabiliti dall'Istituto Superiore della Sanità e dal Comitato Tecnico Scientifico. E solo un DPCM può regolare le aperture, non lo possiamo fare noi. Voi avete visto che noi abbiamo fatto questi accordi, definiamoli transfrontalieri, no? Però sono limitati e sono episodici anche se volete. Adesso si deve parlare di riapertura, è una riapertura che io auspico ci sia, sia regolamentata a livello comunitario, perché è inutile che stiamo qui a pensare di risolvere il problema tra regioni quando poi ci accorgiamo che la Svizzera, non so se ve ne siete accorti, la Svizzera ha emanato per il 6 giugno l'apertura, apre all'Austria, alla Germania, alla Francia e non all'Italia. Però nelle icone c'è la prostituzione che è garantita. Ha messo nelle icone, una delle icone delle cose che si possono fare dal 6 giugno è quella di fare accesso ai luoghi di aggregazione. Allora voi capite, e magari vi darò il cartoncino, perché mi hanno fatto avere il cartoncino con tutte le icone delle cose possibili e delle cose non possibili. Per carità, la Svizzera non è che dipende dall'Europa e quindi è una roba fuori, però è pur vero che il tema degli esteri è fondamentale qui, nelle trattative. Io spero che tutte le regioni responsabilmente, nel rispetto dei parametri, possano aprire e non ci siano, diciamo, i parenti poveri e quelli che hanno capito tutto. Lo dico perché anche il tema dei tamponi, ma qui il professor Crisanti è molto più preparato di tutti noi, il tema dei tamponi, come ripeto, è una fotografia. Quindi abbiamo la garanzia che in quell'istante non c'è la positività, ma poi può cambiare il mondo, cioè abbiamo visto le evoluzioni, no? E quindi io penso che il nostro ragionamento che stiamo facendo sulle spiagge covid free, regioni covid free, mettetela come volete, deve essere un insieme di attività che si facciano. Non possiamo dire al mondo intero che siamo sani semplicemente perché facciamo il tampone al turista o ai nostri operatori, perché non... come si può dire, i nostri ospiti sanno anche loro come funziona la partita dei tamponi.